Avevano fatto irruzione in questo magazzino scassinando la porta i 6 ragazzini che la notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno scorso avevano saccheggiato il locale del Caffè Teatro a Mogliano. Una banda di minorenni tra i 15 e i 16 anni, tutti identificati e raggiunti nelle scorse ore dagli avvisi di garanzia. È un dispiacere sapere che ci sono questi problemi nella nostra società, nel nostro piccolo paesino. Quello che bisogna risolvere è aiutare questi ragazzi, non metterli in croce perché fanno delle azioni pesanti, devono essere aiutati. Così il titolare del locale che si dice dispiaciuto per azioni tanto gravi commesse proprio da ragazzini molto giovani. Troppo giovani che se a questa età combinano queste bravate andando avanti con gli anni possono solo che peggiorare la loro situazione. Questo è il momento di intervenire. Giovani, ma si tratta di un reato, deve essere fatta giustizia, spiega il sindaco di Mogliano. Sono minorenni, però certe cose assolutamente non vanno lasciate passare. In questo caso si tratta di un furto con scasso, quindi assolutamente che venga fatta giustizia. I carabinieri con il supporto della polizia locale hanno identificato il gruppetto, per lo più studenti della zona. Dopo il furto sono state visionate anche le telecamere davanti al locale, immagini che hanno contribuito alle indagini. Tutti devono rispondere dei reati di furto aggravato e danneggiamento davanti al giudice del Tribunale dei minorenni di Venezia. A raccontarci quanto accaduto quella notte proprio il titolare che ci mostra alcune foto. Qua si sono presi acqua frizzante, l'Aperol, i bicchieri, si sono fatti gli spritz notturni, poi al pomeriggio continuavano a prendere ancora acqua perché avevano sete, spaccato sedie, vabbè. Le bottiglie con l'Aperol, bicchieri, si sono presi anche i bicchieri perché bottiglie da litro e poi ce n'erano in giro dappertutto. Intanto il sindaco spiega che nell'ultimo periodo è stato rafforzato il sistema di videosorveglianza. In 3 anni sono stati stanziati quasi 800.000 euro coprendo le zone più importanti della città, comprese le piazze.